Gente che non sa vivere. Io per esempio una figura di questo genere non la faccio. E perché? Perché io mi sto a casa mia. Vai a mangiare a casa di uno che non conosci e sai quello che ti può succedere. E sei in quella casa, per esempio, ci pratica un ladro, un assassino. E tu senza volerlo ci devi fare amicizia, ci fai conoscenza. Dopo qualche tempo, la verità viene sempre a galla, lo arrestano, si fa la causa, cominciano a interrogare tutto quello che l'avevano conosciuto. E qua tu sai, il tribunale col presidente, tu conosci questo qua? Dice no, io non lo conosco. Ah, non dire bugie, qua sta tutto segnato perché quello scrivono qualunque cosa. Tu quel giorno l'hai conosciuto sopra a quella casa al pranzo. Ah sì, ma io l'ho conosciuto così. Allora lo conosco, ma non lo conosco, diciamo che è una conoscenza, lo conosco o non lo conosco? Lo conosco, hanno ti imbroglio in galera. Capito? E ci capita così, senza volerlo. Quante volte si sente dire, e questo succede continuamente, è andato Tizio sotto all'automobile, sotto al tram. Ma come è successo? Così, mentre attraversava la strada, andava a casa di un amico suo, andava da un amico. Oh, che disgrazia, povero uomo, ma quale disgrazia? Se non usciva di casa sua, non andava sotto al tram. Va bene, ma se questo amico ti manda a chiamare, tu non ci vai e resti a casa. Dopo un poco ti cade dal soffitto una bella tegola e ti va sulla testa. È disgrazia. Se andavi a casa dell'amico, la tegola in testa non ti andava. Ma vado sotto al tram. Ma ti va la tegola in testa. Ma vado sotto al tram. Ma ti va la tegola in testa. E va bene, voglio parlare con te. Ma no, io non è che ti do torto, si capisce. Uno evita i guai finché può, ma tante volte gli cadono sulle spalle quando meno se l'aspetta. Ah, fammi il piacere, ma si può negare che noi siamo felici, che io sono un uomo felice. Perché? Perché mi sto tranquillo, tu stai stirando, io sto qua fuori, piglio un po' d'aria, non mi comprometto, sto tranquillo. Ce ne andiamo a letto più tardi. Aspetta. Qua può darsi che mi cade qualche cosa in testa da sopra. Aspetta. Vedi l'uomo che prevede. Ma lo metto qua. Sotto all'arco. Capisci? Questo è il muro maestro, anche se viene il terremoto, il muro maestro rimane in piedi. Questo è l'uomo che prevede. Cari amici. A noi non ci può succedere niente perché io ho previsto tutto. Sono stato prudente nella vita. Margherita, io voglio essere felice, può essere sicuro. Perché? Perché io mi faccio fare mie. Ok?